Eccoci qua, buongiorno, sono le 8:28 di oggi, martedì 22 giugno, siamo nella redazione di Pordenone per quanto riguarda il friulitv.net, la redazione di Zoppola, Friuli occidentale. Stiamo per cominciare con la prima edizione del nostro audio video giornale. Come sempre, prima di partire, con i nostri suggerimenti commerciali. Allora, questione di amici silenziosi e poi partiamo ufficialmente con l'audio video giornale. Allacciatevi di cintura. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Sono le 8:31 di oggi, martedì 22 giugno. Dunque andiamo a vedere un po' le ultime notizie, quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia, e partiamo subito con per dire che è cominciata la discussione del processo per il crack Cocca, la storica cooperativa carnica di consumo sciolta nel settembre 2016 dopo 110 anni di attività a seguito della crisi degli ultimi anni. Il pubblico ministero, Elisa Callegaris, ha chiesto la condanna di 13 dei 15 imputati con pene variabili da pochi mesi ad oltre 4 anni di carcere per gli allora dirigenti, per un totale di oltre 30 anni di reclusione. Per 2 ex consiglieri l'accusa ha chiesto invece l'assoluzione. Nel corso dell'udienza le parti civili costituite hanno avanzato istanze di risarcimento danni, si tratta di oltre 250 persone che nel crack della cooperativa hanno perso i rispettivi risparmi. La maggior parte di loro, assistite dall'avvocato Daniele Diani, hanno chiesto un risarcimento nella misura del 30% del capitale versato, con la sospensione della pena subordinata al pagamento dei danni, laddove concessa. Il Tribunale ha fissato altre 3 udienze, il 5, 15 luglio e 15 settembre, per le arringhe delle difese. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un'importante opera di recupero svolta nel tardo pomeriggio di ieri in Alto Friuli da parte dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. I Vigili del Fuoco del Comando di Udine sono intervenuti nel pomeriggio di ieri con la squadra del distaccamento di Tolmezzo e la partenza del SAF, Speleo Alpino Fluviale, a Sauris di Sopra, per il soccorso a 2 cani. Ad allertarli è stato un gruppo di studenti della facoltà di geologia che durante un'uscita per lo studio di alcuni snake hole, fenomeni naturali nei quali il terreno gessoso sprofonda creando delle doline di vaste proporzioni, hanno notato 2 cani di taglia media che si aggiravano sul fondo della dolina senza riuscire a risalire. Giunti sul posto hanno iniziato le operazioni per il recupero degli animali. Inizialmente un componente del nucleo SAF è sceso in fondo per saggiare la consistenza del terreno e assicurarsi che la discesa e la successiva risalita non provocassero cedimenti o frane. Successivamente, assieme ad altri componenti della squadra, è ridisceso nella dolina raggiungendo i 2 cani impauriti.
A causa dello stress e della paura, i due animali erano diffidenti e non si lasciavano avvicinare, poi hanno preso confidenza con i soccorritori che li hanno sistemati in una speciale imbragatura per animali e li hanno caricati sulle spalle e riportati in superficie. Durante l'intervento, che si è protratto per circa 5 ore, i padroni dei cani che stavano cercando nella zona gli animali dispersi da 2 giorni sono giunti dove i vigili del fuoco stavano eseguendo il soccorso. Quindi Whisky e Katie, i due nomi, sono stati consegnati affamati ma sani ai legittimi proprietari che li hanno riportati a casa. Sono qui a testimoniare l'importanza nazionale e internazionale delle iniziative che lo Scriptorium for Juliense, l'amministrazione comunale di San Daniele, stanno promuovendo per diffondere la conoscenza del patrimonio della biblioteca guarneriana. La riproduzione del manoscritto dantesco permette, attraverso una tecnologia avanzata, di recuperare tradizioni, radici, conoscenze antiche. È un percorso unico e di inestimabile valore. Lo ha affermato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla presentazione del progetto Il Dante Guarneriano. Cambiamo argomento, parliamo di sport. Il rosa del Giro d'Italia, sia maschile che femminile, sono ormai diventati di casa in Friuli Venezia Giulia, perché anche grazie allo sport che possiamo far conoscere il nostro territorio in Italia e nel mondo. Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini a Cormons in occasione della cerimonia di presentazione delle tappe del 32esimo Giro d'Italia femminile, manifestazione che sarà di scena in Friuli Venezia Giulia il prossimo mese di luglio e dove si concluderà la gara. Alla presenza del primo cittadino Roberto Felcaro, Beppe Rivolta, direttore generale della gara, ed Enzo Cainero, il presidente del comitato organizzatore della manifestazione in regione, Bini nel suo intervento ha innanzitutto posto in evidenza l'importanza che la regione ha sempre dedicato alle manifestazioni di grande livello per la promozione del territorio a livello nazionale e internazionale. Dal 2 all'11 luglio prossimo 144 atlete in rappresentanza di 24 squadre attraverseranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, percorrendo un totale di 1022 km divisi in 10 tappe. Le ultime 3 interesseranno la nostra regione, con la San Bendemiano Mortegliano di 130 km in programma l'8 luglio, cui farà seguito il giorno successivo la nona tappa di 120 km da Feletto Umberto a Monte Mataiur, con maggior dislivello di 1124 metri di quest'anno tra partenza e arrivo. Quindi il gran finale domenica 11 luglio con i 113 km che da Capriva del Friuli porteranno le girine a Cormons, toccando anche Gorizia. Cambiamo argomento per dire che nella Boschette Furlane va in scena Inferno di Anatema Teatro il prossimo 5 luglio. Con vivo piacere l'amministrazione comunale di Campoformido dà il benvenuto ad Anatema Teatro, che porterà in scena Inferno il 5 luglio alle ore 21 presso la suggestiva ambientazione della Boschette Furlane. Lo ha annunciato il sindaco Erika Furlani e il vice sindaco con delega alla cultura Cristian Romanini. Iniziamo con questo primo appuntamento estivo, una serie di serate dedicate alla cultura e alle famiglie che proseguirà per tutto agosto. I posti sono limitati, l'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria. Adesso ci trasferiamo a Forni di Sopra, importanti novità per quanto riguarda il turismo, perché non bisogna stare fermi, bisogna ripartire, perché con la resilienza, così si dice, si va dappertutto. Allora andiamo a vedere cosa ci offrono gli amici di Forni di Sopra. Chiaramente era Forni di Sotto, ma il bello della diretta è anche questo, e dunque complimenti anche agli amici di Forni di Sotto per la promozione turistica del territorio. Come detto, bisogna andare avanti, non bisogna stare fermi, perché altrimenti il mondo non ci aspetta.
Andiamo a chiudere con la cultura per dire che mercoledì 23 giugno alle 17 si terrà in piazzetta Garibaldi a Cividale un doveroso omaggio all'opera I Longobardi di Giorgio Benedetti, realizzata nel 1990 in occasione della grande mostra sui Longobardi, utilizzando l'albero di Natale di piazza Paolo Diacono, un cedro in questo caso. Era un'opera molto alta, esposta per tanti anni nella sua versione originaria nel chiostro del centro civico di Borgo di Ponte. Dopo alcuni interventi di manutenzione eseguiti dallo stesso artista, da marzo 2020 è collocata in piazzetta Garibaldi in una versione a 3. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Chiaramente tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata sul nostro sito www.friulitv.net. 8:40 di oggi, martedì 22 giugno. Non resta che augurare a tutti voi un cordiale proseguimento di giornata e, come si dice da queste parti, mandi e alla prossima. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti